Pronto? 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 Chi parla? Scusa, con chi parlo? Pronto? La sento lontana. Mi senti lontana? Ecco, adesso un po' meglio. Io mi chiamo Nancy. Nancy. Con chi parlo? Scusa, che è la Io prima sono- volta che chiamo qua. Io infatti la prima Scusa, volta un che momento, ti sento. Ignazio, l'hai fatto giusto il numero? Ma chi è Ignazio? Ignazio? Stai dormendo? Dove stai andando, Ignazio? Mi scusi. Sei uscito? Ignazio? Scusi, noi stavamo facendo una trasmissione. Tiriti la botta quando ti ritiri. Quando ti ritiri, tiriti la botta. Ignazio, tiriti la Pronto? botta quando ti ritiri. Lo senti? Pronto? Sono Oh. Nancy, pronto? Mi Adesso senti? la sento bene. Con chi parlo? Scusa, con chi Io parlo? sono Gianfranco. Gianfranco voi, scusi, qui. Gianfranco? Gianfranco Gomis. Come sì? Che è straniero? No, Di sono, dove è, italiano. scusi lei? Sono di Catania io, sono È vero? italiano. Sì, sì, sì. Ignazio, conosci Comici di Catania, eh? Quello del conduttore? Cosa? Quello dei tappetini? Conosci lei quello dei tappetini di Catania? lo conosco ma non sono. Quello non delle sono- foto per le macchine? Non sono io, non Non sono è io. lei quello di fronte agli No, archi no. della marina? No, 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 assolutamente. Sì, vabbè. Senta, io mi chiamo Nancy, pappalatto, ma lei non mi chiama Nunzia, insomma, mi chiamo Nunzia, la per gli amici signora, Nancy. la signora Mi Annunzia. conosci? Mi conosci? Sono un'amica di signor Castiglia, che c'è per caso Me ne di ha signor parlato. Castiglia? C'è? No, adesso non c'è in questo Perché momento. stiamo cercando un presentatore, no? Che abbiamo ora il Festival di San Giorgio. Il Festival di San Certo, Giorgio. Festival Canoro di San Giorgio, perché ora cominciamo l'organizzazione, no? E mi spieghi di cosa è che si tratta più o Poi meno? noi abbiamo la radio, no? Noi Sì. abbiamo una radio, RSG si chiama, Radio San Giorgio, conosci? Radio San Giorgio? Non la No, conosci? non la conosco, noi siamo su Radio Radio San Giorgio. Fantastica. Radio Fantastica, come si chiama? Radio Fantastica. Ignazio, segnatelo, che se n'è andato, dove lo segno? Se lo segni, signora Annunzia. Radio? Radio Fantastica. Sì, fantastica, mi piace Fantastica, questa cosa. Radio Fantastica. Mi può dare la frequenza cortesemente? 89,2. Quando? 89,2. Ma scusa, ma che c'era facevo l'89 e coparo, no? Scusa, 89 e 2, va bene, avanti. Comunque, vogliamo parlare di questo 89 e 2 festival? ha detto e 2? Sì. 89 e 2. No, facciamo questo festival organizzato dalla radio, Radio San Giorgio, che invita un sacco di ospiti, sai, però la settimana scorsa ci abbiamo avuto a cosa? Nina Zinghera, conosci? Non la conosci Nina Zinghera? Ma chi è Nina È Zinghera? una cantante che canta in giro per il mondo, per cui ormai la sanno sentire Nina Zinghera, perché è sempre in giro, no? Ma non è che lei Infatti sta il suo gruppo parlando. sono i Nomadi, che sono sempre in giro con lei, i Nomadi e Nina Zinghera. Ma non è che lei sta parlando di Nina Zilli? No, no, Nina Zinghera Nina si chiama, Zinghera. certo, Ho come capito, no? va bene, ok. Sì, 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 poi viene cosa, chi deve viene Laura Pavesini, che è la figlia dello Chianghiere, il Chianghiere nostro della macellaia del quartiere di San Giorgio, Mamma mia. che canta una famosa canzone che l'ha portata al successo, che lei, siccome è figlia di un chianchiere, di un macellaio, ha voluto raccontare la sua esperienza, diciamo, di ragazza che è cresciuta in una famiglia di macellai. E come si intitola il La brano? sola cutine, la canzone famosa di Laura Pavesini, no? Un brano anche- di grande successo, tra No, l'altro. ma abbiamo anche artisti internazionali, Addirittura, Certo, non solo quelli come no? italiani, anche quelli Che internazionali. Fa schizza, come viene Cristina Pilera, conosci lei? Una ragazza matta, simpatica, una bella ragazza. Un Cristina femminone, Pilera, esatto. un femmanone, veramente, guarda, Cristina Pilera, veramente, quasi quasi io accanto a lei, quasi quasi faccio malo con bassa. Ma Sicura? quasi quasi però, non proprio preciso, ma quasi quasi. Poi vengono anche cosa, Barbara Sceusa, Barbara Maria Curia, Sceusa. poi viene cosa magari, c'è la cantante che canta le canzoni di Brigantoni in americano. Ah, c'è pure questo. Avastasia si chiama, Avastasia. Avastasia, Che perché- canta le canzoni ok, di Brigantoni in con le parolacce. americano, quindi Avastasia. Avastasia. Sì, sì, e poi ci abbiamo tutti, ci abbiamo Gianni Raimondi. Non lo conosci? Gianni Raimondi. Certo, Massimo Raineri. Non lo conosci? Massimo Raineri non lo Sì, conosci? sì, sì, sì. Che canta quella canzone famosa anche, no? Si ricorda? Quale? Cose grosse per te, non la conosci? Cose grosse per te di Massimo Raineri? Ma lei è veramente sprato, ma non c'è messo dopo? Ma Farà qualche raccomandato io lei, voglio no? venire a guardarmi Ma questa dica la verità, festa. chi l'ha raccomandata lì? No, nessuno. Qualche politico, no? Sarà solo Quale qualche politico? politico. E va bene, cosa che ammatto, non sappiamo come funzionano queste cose, pazienza. Signora Comunque Nunzia, ci volevo ma- chiedere al signor Castiglia se per caso poteva venire a fare un intervento comico, a presentare questa serata, no? Questo festival di San Giorgio, anche perché insomma abbiamo tanti artisti, Ho visto, insomma, Come no? mi ha elencato nomi Certo, importanti. vengono i Pulici, si ricorda i Pulici? Li conosci? Cantano una Famosissimi canzone i famosa, Pulici. Tanta voglia di sei, perché ormai i Pulici stanno fanno i zicchero, i Pulici, per cui tanta voglia di sei. Vengono i Nutrolley, quell'amarezza Nutrolley, della certo. sera, sì, quell'amarezza della sera quando cala oscuro.
che proprio è una cosa terribile, uno sente quell'amarezza. Ma la Sono canzoni data? piene di sentimento. Mi può dire la data? Perché io vorrei Guarda, venire non a lo so perché guardare il stiamo festival. carazzando ancora, siamo nei pressi diciamo di quello di quell'altro, come si chiama quello festival che fanno Narraeta, come si chiama quello? Sanremo. Come? Sanremo. Vabbè, Sanremo, San Giorgio, sempre sante sono, no? Effettivamente. O Sanremo o San Giorgio, che ce ne fotte a noi, giusto? Effettivamente. Oh, a cioè. proposito, noi andiamo in onda anche su Telelibrino International. Telelibrino, quindi anche in TV, anche in TV. Certo, Telelibrino E International. su quale canale? Su quale Il canale? canale non lo so in questo momento, perché ancora dobbiamo spostare due canali. Dobbiamo spostare due canali per montare Andina, due canali l'ho detto. Perché se non sposti i canali non ci abbiamo un nazzo a Roma Andina. Quindi prima raccomando. spostiamo due canali Mi e poi ci raccomando. faccio sapere in quale canale siamo anche noi, hai capito? State attenti prima che cade qualche tegola. No, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe. Senta, ma cortesemente ci deve dire al signor Castiglia che noi l'aspettiamo, anche perché c'è un ospite d'onore che deve presentare lui per forza. E chi è questo? Si vede cosa? Tiziano Ferrofelato, che è famosissimo ormai, no? Pensavo fosse Tiziano No, perché Ferrarugiano, lui però viene, vabbè. no, viene a cantare 3 canzoni importanti della sua carriera. Addirittura 3, non Certo, una, da 3. quando ha scoperto, diciamo, la sua identità sessuale, Tiziano Ferrofilato ha fatto 3 canzoni nuove. Ha Ecco. fatto Grosso Relativo, che non si sa insomma come comando. Poi ha fatto anche Sere Nere, che Sere Nere parla della sua vacanza in Kenya. In Kenya addirittura. Sere nere, ma no così, ma nere, per Dici proprio. Ah, voglia, sere nere nerissime. Hai capito? Era dell'album Masai. Ma sai. Ma no, cioè, era Masai come i niguri della Kenya. Masai, capito? C'era stato il ricordo e quindi l'album l'ha Mamma chiamato mia. Masai, no? Masai che ti Signora dico, Nunzia, no, lei no, è proprio tremenda, lei è Masai, tremenda. vai, proprio i niguri che ti... Quelli terribili, no? E poi ha fatto la famosa canzone Marruggio, famosa Marruggio, canzone che ci sono certo. 2 scuole di pensiero, perché non si sa se c'è l'apostrofo o non c'è l'apostrofo. Perché giustamente ci sono degli studiosi che dicono che Sono delle sottigliezze queste. Marruggio è inteso come il fatto che si chiama Tiziano Ferrofilato e quindi è una Sarruggio. canzone autobiografica. Oggi domani adesso viene l'inverno, piove, si bagna, Marruggio con l'apostrofo, mi arruggio, no? Invece siccome c'è un'altra scuola di pensiero, diciamo che non siamo sicuri, perché l'altra scuola dice che questo titolo è senza apostrofo. C'è Ecco, proprio e la Marruggio, differenza mi nel spieghi? senso do Marruggio, va proprio Marruggio, va, come te lo posso spiegare? Anche perché anche questo potrebbe essere autobiografica, no? Non lo Esatto. sappiamo. Comunque mi faccia una cortesia, quando Sì. viene il signor Castiglia mi fa telefonare? Certo, Ci dice che mi riferirò- chiama RSG Radio San Giorgio. Radio San Giorgio, riferirò tutto. La ringrazio, è Una stato buona gente, come giornata. ho detto che si chiama? Gianfranco. Gianfranco, di cognome? Comis. Perché è straniero? È parente di quello dei tappetini, lei? No, signora Nunzia, no. La ringrazio, è stato un Grazie a piacere, lei, è grazie, stato un arrivederci, piacere. mica Una Minenzi, va bene? Una buona giornata. Arrivederci, arrivederci. Buona giornata. Regista. No, io vorrei. Aspetta, voglio fare una. Alla catalla, bella, L'hai visto? che bella, Ma voglio questo corpo di. bella, Capito? Mandami anche qualche. bella, alla catalla, fantastica.